Cristian Brocchi è il nuovo allenatore del Lanerossi Vicenza. La firma che ufficializza il cambio in panchina è avvenuta in mattinata. Brocchi sostituisce Domenico Di Carlo, che aveva guidato la promozione dell'Ana in Serie B. Di Carlo però non è riuscito a fare ai biancorossi quello scatto in più, partendo in questo inizio campionato perdendo tutte le prime 5 partite e incassando 11 reti e segnandone solo 4. Con Di Carlo sono stati sollevati dagli incarichi anche l'allenatore in seconda, il preparatore atletico e il collaboratore. A Brocchi, classe 76, ex giocatore plurivincitore con il Milan, ex allenatore del Brescia e del Monza, è affidato il cambio di rotta. Con lui a Vicenza arrivano anche un nuovo staff che prevede un match analyst e un tattico e metodologo, oltre al vice allenatore e 2 preparatori atletici. Un cambio che abbiamo chiesto ad un tifoso d'eccezione di commentare. Vedremo cosa ha maturato nel tempo, viene dall'esonero del Monza, quindi speriamo che ci sia la possibilità per lui di esprimere al meglio quelle competenze tecniche che diano alla squadra la possibilità di uscire da questa impasse, perché è veramente preoccupante. Speriamo ora che si possa trovare la quadra sia all'interno della società che della squadra per ripartire e quanto mai necessario salvaguardare questo campionato, cioè ottenere una salvezza e lavorare a un progetto in prospettiva.